25 aprile è sicuramente un momento di unione, riguarda la liberazione d'Italia, ma da questo possiamo dire tranquillamente che Bella Ciao non è un inno di unificazione. Perché? Viene strumentalizzato, a mio parere, in maniera forte da partiti politici e da coloro che invece vogliono far diventare il giorno della liberazione un momento di divisione sociale. Così il sindaco di Marcon, Matteo Romanello, se la prendeva anche con Bella Ciao, correva l'anno 2019. Oggi come ieri la divisione sociale, cui fa riferimento nell'intervista di 4 anni fa, corre sempre sullo stesso filo, i festeggiamenti del 25 aprile. 2 infatti i distinti volantini per la ricorrenza patrocinati dall'amministrazione comunale. Il primo, eccolo, asciutto e smilzo, con i previsti 10 minuti per la cerimonia ufficiale, con l'alzabandiera e la deposizione della corona d'alloro ai caduti a partire dalle 8 del mattino. Contro il più nutrito e corposo dei paralleli 3 giorni di festeggiamenti, con concerto, dibattiti, sfilate della Brigata Pozzuolo del Friuli e dei Lagunari, per la festa niente meno che di San Marco, con tanto di deposizione del boccolo, anche se il patrono di Marcon è San Giorgio. Che sarà la grande festa, il comune di Marcon insomma farà la grande festa, la festa del boccolo. È veramente ridicolo, ecco sì, io potrei dire che non lo chiamerei neanche fascista, lo chiamerei ridicolo, un sindaco ridicolo che non fa certamente bene insomma, alla memoria dei tanti anziani che comunque popolano questa sua città insomma, di Marcon, ecco, questo discorso. Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. L'indifferenza dobbiamo combattere e la volontà specifica che vediamo ogni giorno da parte di cariche istituzionali di voler modificare la storia. Non è possibile, il 25 aprile è il giorno delle celebrazioni della liberazione dal nazifascismo e questo deve essere. L'appello dell'Associazione dei Partigiani. Bisogna esserci, bisogna dimostrarlo, bisogna soprattutto partecipare il 25 aprile che è il giorno più importante per la vittoria contro il nazifascismo. Ampi che tira dritto e rilancia con una nuova proiezione di cui chiederà nuovamente il patrocinio del comune. Quale sarà la risposta? Il film in questione, previsto per l'8 maggio, è sullo scandalo Wikileaks e la vicenda di Assange, pellicola sulla libertà di stampa, Hacking Justice il titolo.